Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Cubendone Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager, stagione 2013, Giro d'Italia, tappa 8, alla Fioi, questa è una cronometro collinare, dai ragazzi, mancano 5 km, abbiamo Talansky al terzo posto, Koppel al quarto e Inciausti al 10° posto, quindi siamo messi bene come squadra. Dai Nibali, dai. Dai Nibali, dai, 3 km, 2 km. Secondo tutti e due gli intertempi Nibali. Dai Nibalone, dobbiamo tenere la maglia rosa e dominare il mondo. Dai Nibali, grandissimo. Nibali ha fatto una prova sensazionale. Secondo me potrebbe anche essere primo. Vediamo se riesce a superare Bradley Wiggins. Vediamo se supera Bradley Wiggins nel tempo. Ormai ci siamo. Dove Nibali, l'ultimo sforzo. E Vincenzone va a vincere la tappa a cronometro. Nibali come te, nessuno mai. Tappa, arrivo a Firenze. Abbiamo il Vincenzone Nibali primo. E poi tutti gli altri un po' indietro. Però va benissimo così. Abbiamo un buon vantaggio. Tappa nervosa, madonna fioi, 169 km di sali scendi, veramente. E Vincenzone Nibali è saldamente al comando del Tour de France, del favorito del giorno, e si gode, e si gode. 14 km, ormai il gruppo, la fuga della mattina è proprio in fuga, più di 2 minuti, quindi hanno vinto, però chi se ne frega, nel senso che comunque sono tutti indietro in classifica. Adesso c'è il problema che Sanchez ha preso un po' di secondi di vantaggio, anzi quasi un minuto, quindi dobbiamo velocizzarci adesso, Dai Coppelino, dobbiamo assolutamente recuperare. Qua abbiamo pozzato, Sanchez è un po' in fuga tra virgolette, anche Ejdal è andato. Devo partire con Vincenzone. Assolutamente. Vai Vincenzone. Adesso è roba tua. Vai Vincenzone, Coppelino qua, ciao, riposati. Talansky, riposite. E adesso tocca a Vincenzone. Vai Vincenzone. Però Vincenzone è un po' indietro, attenzione. Qua potrei perdere tanti secondi. Cazzo, 2 minuti di vantaggio. Dai Nibalone. Ok, siamo a 28 secondi. No, dai, non abbiamo perso tanto, per fortuna. Dai primi. Bravo, Nibali è già arrivato, ragazzi. Nibalone è già arrivato. E me lo godo, Nibalone, grande Nibalone. Eccolo qua. Adesso Ejdal tentano ancora lo scatto, Stifide, una mignotta, vabbè, ma loro sono anche indietro. E comunque fanno fatica, Nibali sta recuperando, dai Nibali. Ormai per la vittoria è chiaramente impossibile. Vai un bel scattone alla fine. Vai Vincenzone, vai un bel scattone alla fine. Vai Nibalone, un bel scattone alla fine. Vai Nibali. Vai, no, è bloccato da sto stronzo di Ejdal, maledetto Ejdal. Vai Nibalone, dai Nibalone. Va benissimo, 9° posto, meraviglioso. Non ho perso niente di classifica. Allora globale, abbiamo 2 minuti e 41 di vantaggio su Sanchez e 4 su Ejdal, ragazzi. Stiamo facendo un giro incredibile. Cioè, a livello difficile non me l'aspettavo proprio. Nibali devastante, ragazzi. Vediamo le altre classifiche. Squadre, siamo... No, montagna, Gusev. Punti... no, aspetta. Globale. Nibali secondo. Giovani, che mi interessa molto, siamo sesti con Talansky. E squadre, siamo secondi a 8 minuti. Turno di riposo del giro. Ragazzi, prima tappa durissimo, arrivo in salita pesante, 159 km di passione. Nibalone deve fare l'impresa, 14 km, il peloton è di 28 unità. E niente, siamo qua, ancora tutti quanti regolari, c'è in fuga, vediamo un attimo, gente
con una classifica comunque un po' del cazzo. Quindi siamo messi abbastanza bene, anzi molto bene, un +3 anche per Nibalone. Andiamo. E adesso Caruso deve fare il suo lavoro. Ha fatto protezione a Nibali fino adesso. E adesso vai Caruso. Adesso deve portare Nibali fino alla salita. Vai Carusone. Nibali è in forma, ragazzi. Nibali può vincere il Tour e il Giro con 52.000 gare di anticipo. È proprio in una forma strepitosa. L'ho proprio portato al massimo. Vai Carusone. Grande Caruso. Dai che me lo godo. Attenzione, prova Gadret e prova Uran ancora. Hanno già provato diverse volte. La sfida ormai è tra Sanchez e Nibali, ma ci sono già 2 minuti e 47 secondi di vantaggio. Mancano 9 km, ragazzi. C'è solo... Eccolo qua. Siamo a 1 minuto e 30 del primo. Caruso sta andando alla grande adesso. Provano a tirare Sanchez e gli altri. Ma Caruso c'è, ragazzi. Caruso c'è alla grande. Mamma mia, che gregario. Invece Inciausti è andato fuori subito praticamente. Anche colpa del vento, che ha rotto abbastanza i maroni in questa tappa. Grande Caruso, come tira Caruso. Come tira Caruso, ragazzi. Massimo sforzo per Caruso. Massimo sforzo per Caruso. Attenzione, però sta andando un po' troppo via. No, non va bene. Non va bene. Attenzione se dobbiamo portare avanti Nibali. E vai Vincenzone. L'attacco di Nibali. L'attacco di Nibali, ragazzi. L'attacco di Vincenzone Nibali. Che è vero che ha davanti altra gente. Bravissimo Nibali. Molto molto bene. Ok. Riposati, vecchio mio. Vai Caruso, ormai i tifoni sono in festa nel vedere. E adesso con Nibali ci provo, però voglio guadagnare ancora secondi. Vai Vincenzone. E prova l'attacco finale Nibali. Prova l'attacco finale. Dai Nibalone. Dai Nibalone che sei il più forte. Dai Nibalone che sei il più forte. E Ulissi ormai abbiamo recuperato su Ulissi. Vai Comendone. Vai Vincenzone. Vai Nibali, la maglia rosa, Vincenzo. Adesso vuole la fuga come indiana, ma non ce la fa più neanche Nibali. Non ce la fa neanche Nibali. Mamma mia che sforzo indescrivibile tra Ulissi e Nibali. Vediamo chi porta a casa la vittoria di tappa. Ma intanto Nibali sta guadagnando qualcosa su Sanchez che non ce la fa. Sanchez non ce la fa più. Dai Vincenzone. Dai Vincenzone. Vincenzone distrutto, ragazzi. Vincenzone distrutto. Manca un chilometro. Manca un chilometro e forse ce la vediamo chi porta a casa la tappa. Sanchez è indietro. Tra Nibali e Ulissi ci giochiamo la vittoria di tappa. Nibali e Vincenzone. Qualcosa di mostruoso. Vincenzone va a vincere ancora. Ragazzi, sì, fuga di Vincenzone e Nibali. Adesso il vantaggio di 4 minuti sul secondo. Ragazzi, un giro dominato in maniera scandalosamente scandalosa. Ormai la fuga della mattina ha un vantaggio di 9 minuti, ma me ne sono sinceramente fregato perché comunque devo mantenere le forze e soprattutto non sono tanto indietro in classifica. Ho fatto una cazzata, aspetta un attimo, ok. Buono, quindi la possiamo gestire assolutamente con Vincenzone. Questa è una tappa proprio di riposo alla fine. Facciamo tirare un po' Talansky. Alla fine tira solo lui. Qua sono quelli in fuga, 8 km. Cerchiamo di recuperare qualcosina magari, ma comunque 9 minuti in 7 km è proprio impossibile. A questo punto vediamo di fare almeno ma anche il podio la vedo un po' duro ormai.
sono tanti corridori, sì, ben 13, quindi è proprio impossibile, insomma siamo fuori anche nei primi 10 purtroppo. Vabbè, niente, non arriva proprio del cazzo. Vediamo qua Talansky sta tentando non so cosa, ma chi se ne frega. Vediamo se riusciamo a fare un piazzamento un po' dignitoso, insomma. Vabbè, chi se ne frega, sinceramente non è un problema. Qua c'è l'arrivo di tutti gli altri. Mancano 5 km. Proviamo a tirare, ma guadagniamo qualche secondino. Ok, che c'è anche Sanchez, perfetto, non perdiamo niente neanche stavolta. Bravo Nibali, molto bene. Ragazzi, questa è una tappa per velocisti, sinceramente la voglio simulare perché mi voglio concentrare più sulle tappe di montagna ormai. E voglio tenere a riposo e Nibali, che magari posso fare cappelle, robe, quindi non si sa mai. Non possiamo fallire questo Giro d'Italia, ragazzi, lo stiamo dominando. Longarone Trevisus. Ok, ha vinto Ghost, terzo Viviani. Ok, globale. Siamo a 4 minuti e mezzo su Sanchez, grandissimo. Un comandone mondiale, fioi. Vediamo un po' le classifiche. Montagna domina Ulissi. Cioè domina, 2 punti di vantaggio. Punti Nibalone e si gode. Giovani Klederman. Squadra. Siamo terzi, maledetti. Però 2 minuti, cazzo. È una tappa di collina, ma poi 2 super tappe di montagna. Quindi secondo me è meglio simulare anche questa per arrivare proprio perfetti per le tappe fondamentali. Sinceramente, visto che non sono espertissimo in sto gioco, sono miracolosamente con livello difficile primo con un buon vantaggio, non voglio rischiare onestamente. Perché è troppo importante, se non vinco il Giro d'Italia poi la dirigenza qua mi spaccano i coglioni, sponsor. Vediamo di non perdere troppo. Attenzione del cazzo a Nibali. Cazzo, 6 minuti è finito. Attenzione. Siamo a 3 minuti e 37. Ecco, ho perso qualcosa. Ho perso qualcosa, infatti. Immaginavo Nibali è arrivato troppo in forma subito e adesso so cazzi per queste ultime tappe. Boh, adesso concentrazione, ragazzi, durissima. E Nibalone ha un più 5. Quindi, ragazzi, questa è la chance. Non dico di chiudere il giro, ma quasi. Adesso prova Jonasson, Kisserlovski e tira Longo e De Gref. Ma Incausti è pronto a fare il suo lavoro da gregario di lusso. Bravo Incausti. Vai Incaustone. Vola. Prova anche Klužvik, ma niente da fare, un altro innominabile, ragazzi. Buono, davanti c'è Nesquik, Monard, Waring e Pauls. Quindi tutta la gente stra fuori, ma ormai li abbiamo presi. Adesso dobbiamo volare, ragazzi. Nibali, dove cazzo è il Nibali? Ok. Nibalone è un po' indietro, non capisco il perché si sta facendo bloccare da sti stronzi. Dio santo, stai attento. Nibali, vai avanti, cazzo. Vai Nibalone. Dai Nibalotto, Nibalotto, bravo Nibalotto. Vai Nibali, vai Nibali. E proviamo anche con Incausti, sarebbe bello fare un buon piazzamento per Incausti. Vai Nibalone, vai, mancano 2 chilometri. Ormai ci siamo, Urano non ce la fa più, Incausti è terzo, c'è un tifoso spagnolo che incita Incausti, grandissimo. Urano e Nibali va a vincere il giro. Cioè, non possiamo perdere questo Giro d'Italia, ragazzi. Non lo possiamo più perdere ormai. Cioè, adesso prende un vantaggio incredibile. Super, super Nibali. Ecco Uran.
Ecco, Inciausti. Vai, Nibalone va a vincere. Nibalone proprio con una calma. Inciausti terzo. Complimenti, primi e terzi. Molto, molto bene. È mostruoso, ma con 7 minuti di vantaggio non mi fa paura un cavolo, sinceramente. 150 km di fuoco. Sanchez è un po' davanti. Adesso dobbiamo recuperare, però, eh. Adesso Vincenzone. Si è riposato anche troppo. Dai, spostati, cazzo. Sì, l'hai fatto tutto in prima persona perché anche Inciausti non ce la fa, secondo me, non voglio rischiare. E adesso voliamo, ragazzi, voliamo. Ok, c'ho però Sanchez ha un vantaggio di 1 minuto, anche di più. Non la vedo una cosa molto positiva, onestamente. Dai, Nibalone. Adesso dobbiamo recuperare un vantaggio di 1 minuto e 36. Vai, Vincenzone. Abbiamo aspettato anche troppo, forse. Però vediamo se riusciamo a recuperare. Siamo comunque saldamente al comando. Anche se perdiamo 1 minuto e mezzo. Vai, Vincenzone. C'è Sanchez in difficoltà per fortuna. Poi c'è il quinto che 10 minuti, 7 minuti. E ok, quindi Sanchez ha provato una fuga disperata, sinceramente, stiamo già recuperando, perfetto. Grandissimo Nibalone, che comunque ragazzi a -2 comincia a perdere un po' la forma, chiaramente, dopo tantissimi giorni anche normali di gare, che per la vittoria di tappa chiaramente la vedo dura, però non si sa mai. Dai Nibalone, intanto Sanchez è andato ormai, Sanchez non ce la fa più. Vediamo se Nibali riesce ad andare via Sanchez. Grandissimo Vincenzo. Grandissimo Vincenzone, mancano 2 km e Nibali è proprio in fuga adesso. Ci sono Pozzovivo, Scarponi e il solito Uran che sta tentando in tutti i modi di vincere almeno una tappa. Vai Nibali, intanto su Sanchez guadagniamo ancora intanto. E si gode, forse anche su Uran che è terzo. Bravo, ragazzi, Nibali è troppo in forma, c'è niente da fare. Sanchez è scoppiato, ragazzi. Sanchez è scoppiato e Nibali ormai è pronto a portare a casa il Giro d'Italia, ragazzi. Pendenze del 12,5%. Va a vincere Pozzo Vivo, grandissima vittoria per il Pozzo. Nibali secondo alla grandissima e la maglia rosa ormai è nostra. Ragazzi, abbiamo 7 minuti e 42 su Uran e 9 minuti da Sanchez. Adesso secondo è Uran a 7,42. Quindi siamo messi molto. Ragazzi, chiaramente ho simulato le ultime tappe perché avevo 9 minuti di vantaggio. Infatti, sono alla penultima tappa, ancora 9 minuti e 12. Ormai abbiamo stravinto il Giro d'Italia. Non me l'aspettavo con un livello difficile, ma Nibali è informissimo. Un comando è scatenato e il giro è nostro. Andiamo a fare l'ultima tappa per la festa e per celebrare perché tanto chi se ne frega, abbiamo vinto. Ok, finito. Vediamo se arriviamo almeno tra i primi 10. No, neanche tra i primi 10, ma chi se ne frega. Ok, andiamo avanti veloci, che voglio vedere la classifica, mi voglio godere cosa è successo di Nibalone. No, il replay, ok, perfetto. Allora, Goss, vinto la tappa. Nibali, allora, ha vinto il giro. Appunti ancora Nibali. Ok, scusate che sto guardando anche le qualifiche. Alonso meno male che era fuori. Siamo anche sulle. Nibali ha vinto anche Globale a Montagna, ha vinto un po' di cose. Bravo Massa. Klederman, migliori giovani. Siamo nel Q1. Sutil 14esimo. Venezia Pro Team ha vinto Globale a squadra. Un dominio assoluto, ragazzi. Cioè, Van der Gaard terzo, non che credo. Ragazzi, abbiamo vinto il Giro d'Italia e si gode. E si gode alla grande, vediamo gli sponsor. Sono già un po' più felici, non tantissimo, però un po' più felici. Andiamo avanti col giorno. Andiamo avanti.
Ai ai ai. Vabbè, insomma, pensavo un po' meglio, speravo. Comunque ragazzi, avevo portato a casa il Giro d'Italia, adesso mi devo preparare con queste gare per il Tour de France, dove c'è Betancourt che, sarà dura. Vincenzo Nibali è un vero campione. Appunti con la scalatori, tale impresa compiuta da Merckx, quindi ha fatto un'impresa come Merckx con la classifica appunti con la scalatori, grandissimo Nibali. Trouble nibalese. Buono raga, abbiamo vinto il Giro d'Italia. Adesso nel prossimo video iniziamo il Tour de France e tentiamo con Betancourt che sei molto molto più dura. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.